te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Domenica intensa per i vigili del fuoco in Friuli per 2 incendi sviluppatisi in pochi minuti. Il primo rogo si è sviluppato all'interno del magazzino edile di Luigino Campeotto a Teor. A causarlo un'anomalia all'impianto elettrico alimentato da pannelli fotovoltaici. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Udine e dei distaccamenti di Latisana e Codroipo. Danni ingenti. Poco dopo un altro intervento per un incendio che si è sviluppato in un albergo a San Giorgio di Nogaro. Secondo i primi riscontri dei vigili del fuoco e dei carabinieri, le fiamme si sarebbero prorogate per motivi ancora in corso di accertamento al piano terra dell'Hotel Trieste, provocando notevoli danni alla struttura, attualmente chiusa, ma senza alcun coinvolgimento di persone. 2 ragazze della Repubblica Ceca sono state tratte in salvo dal soccorso alpino di Cave del Predile e dalla Guardia di Finanza di Sella Nevea, dopo aver trascorso la notte a 150 metri dalla vetta del Monte Mangart, bloccate dalla neve. L'allarme è scattato ieri sera dopo le 22. I soccorritori le hanno raggiunte stamani e trasferite in ospedale per un principio di ipotermia dopo una notte trascorsa a oltre 2000 metri di quota in mezzo alla neve. Restando in tema incidenti in montagna, una donna di Udine, MB di 45 anni, è rimasta ferita durante la discesa dopo un'escursione nel gruppo del Monte Canin nelle Alpi Giulie. A dare l'allarme sono stati gli amici di escursione che hanno raggiunto il rifugio Gilberti. La donna è stata quindi recuperata dalle squadre del soccorso alpino e della Guardia di Finanza, riportata a valle, che ha riportato una sospetta frattura delle caviglie ed è stata quindi ricoverata all'ospedale di Udine. Circa 300 persone fra carabinieri, forestali, Guardia di Finanza e altra gente, ovviamente, oltre che gli interessati, sono qui a Codroido di Monte Albano per questa giornata che forse per gli agricoltori rappresenta un punto di partenza o un punto di fine di quello che loro volevano fare. Il campo qui a Codroido di OGM, come vedete, sta per essere smantellato completamente. E da qui si riparte? Sì, sicuramente noi vorremmo fare approfondimenti su quello che è la motivazione dell'ordine di distruzione del campo, perché stando al pronunciamento dell'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, questo mais non è pericoloso per la salute umana, per quella animale e per l'ambiente, così come non lo è il polline di questo mais, quindi non capiamo per quale motivo è stata indicata come motivazione il pericolo per la salute pubblica. Noi eravamo in una fase avanzata di sperimentazione perché il mais sta terminando la fioritura, avevamo già raccolto una mole di dati notevoli di interesse, di valore per tutta la comunità scientifica europea che si occupa di biosicurezza, perché siamo stati in grado di dimostrare ad esempio che il polline di questo mais transgenico non danneggia i bruchi delle farfalle che crescono sulle ortiche, e lungo la strada si poteva vedere per questa lunga piantagione di ortiche con intercalate piante che attraggono le farfalle di questi bruchi, no? Quindi la Vanessa atalanta, la Vanessa delle ortiche, la Inachisio. Voi avete adesso questo presidio qui sul campo in via Laibacco a Codroido di Monte Albano. Contenderà il presidio? Farete qualcosa? Noi ripartiremo con la sperimentazione, questo non è che ci ferma, ci dispiace, mi duole il cuore perché è una sperimentazione che io ho finanziato, Giorgio Fidenato paga gli avvocati che ci difendono e tantissimi volontari lavorano con noi per portare avanti questa sperimentazione. Noi continueremo come se niente fosse perché abbiamo il materiale per andare avanti, questo è chiaro. Siamo in mezzo alla folla, andiamo a sentire il sindaco, Iela De Beng.
Sì, Eladia ben sicuramente. Sono veramente contenta perché c'è stata la collaborazione di tutto il paese, di tutte le persone, di tutti e quattro i borghi e soprattutto dell'associazione Amici di Lulfed che insieme a tantissimi volontari e a tutti i marianesi coronesi hanno permesso di fare questa bellissima festa di 4 giorni quest'anno alla quale hanno partecipato veramente tutti i nostri concittadini. È stata una bella festa, un momento di gioco per stare insieme, ma sempre nell'ottica della fratellanza e dell'amicizia e nelle gare sportive sicuramente per raggiungere i risultati, però sempre nel rispetto delle persone, quindi è stata veramente una bellissima festa. Era nato per scherzo, però alla fine i risultati si vedono. Sì, abbiamo ripreso la tradizione l'anno scorso, dopo alcuni anni in cui si era fermato questo appuntamento, abbiamo provato e la risposta è stata veramente talmente grande e positiva che non ce la siamo sentita di fermarci alla prima edizione, quindi abbiamo ricominciato questo appuntamento dei borghi qui a Mariano. Quello che conta è che la gente ha risposto. Assolutamente, perché il lavoro delle persone, dell'associazione che ha organizzato insieme al gruppo giovani che è all'interno dell'associazione di Lulfed stessa è stato veramente tanto, perché anche il lavoro preparatorio è molto lungo, non è soltanto le 4 giornate in cui si svolgono tutti i giochi, e per noi è stato veramente un momento di gratificazione poter vedere una partecipazione così massiccia e numerosa di tutti quanti i marianesi coronesi. È andata bene anche quest'anno? Sì, è andata bene quest'anno, molto bene, in compagnia, in allegria, tutti senza baruffe. Lo spirito ludico abbinato all'unità del paese. Sì, è stata l'unità del paese per far uscire la gente del paese, dalle case, anche la gente più anziana che esce poco, per farli salire in compagnia. Una spinta in più? Sì, sono molto soddisfatta di queste feste. Alla fine la gente si diverte, questa è la cosa importante. Sì, si diverte, c'è sempre qualche contestazione, ma bisogna accettarla, le contestazioni ci saranno sempre. Bene, non resta che dire edizione 2015. Edizione 2015 con un punto di domanda, perché non sappiamo se facciamo una pausa o meno. Speriamo, dai, tutti lo richiedono di nuovo. Vediamo, io ce la faccio, lo tengo duro. Benissimo, noi ci saremo. Grazie, grazie di essere presenti. Delusi. Veronica, ma siamo quarti, non siamo ultimi, siamo felici lo stesso. Contenti lo stesso? Ma sì, facciamo festa lo stesso. Stiamo bevendo? Meglio di così. Conferma signora? Stai bevendo lo stesso. No comment. No. Conferma? Siamo delusi perché abbiamo tanto... Sei deluso o deluso? Delusi perché abbiamo lavorato tanto e siamo arrivati ultimi. Ma può capitare. No, gli addobbi abbiamo fatto tanto a tema tutto quanto, però è una delusione totale. Allora, spagnolo ma gli è tutto da rifare. No, io la prossima volta non faccio più niente. Sei non è contento? No, allora, no altri singing grans e che altri... Forse Mariano. Saluta tua mamma. Un saluto al Mariano! Mariano! Il più forte del Mariano è Mariano! Quella di oggi per l'orto botanico della provincia di Udine, che sorge nella zona del centro studi appunto del capoluogo friulano, una giornata del tutto particolare, interessante perché si è parlato dell'aglio di Resia e della cipolla rosa della cipolla rosa della Valcosa. E sono 2 prodotti nostri, proprio tipici friulani. Prodotti tipicamente friulani, sono due varietà che sono praticamente presenti sul nostro territorio da moltissimo tempo, quindi sono delle selezioni che sono molto adattate alle particolari condizioni appunto del loro territorio di origine, quindi parlo ovviamente della Val Resia per l'aglio e della Valcosa per la cipolla rosa. Come mai sono qui coltivate assieme ad altre specie particolari all'orto botanico? La coltivazione di queste 2 specie rientra all'interno del progetto Heri-Taste che vede appunto la provincia di Udine come lead partner. Questo è un progetto che è finanziato dal patto transfrontaliero Italia-Slovenia e che qui all'orto praticamente si declina come valorizzazione di specie e varietà ortofrutticole diciamo friulane.
Come era successo la scorsa settimana per l'asparago di Tavagnato. Sì, nel mese di maggio avevamo fatto una giornata divulgativa sull'asparago bianco friulano. Oggi abbiamo avuto appunto un altro appuntamento che ha visto coinvolte sia la cipolla e l'aglio, e nel mese di settembre avremo, diciamo, mese settembre-ottobre avremo ulteriori giornate divulgative nel quale parleremo appunto dello schioppettino, del mais da polenta friulane, della rapa di Verzegnis, del sedano rapa, quindi delle varietà che hanno un forte attaccamento col territorio. Quante specie di piante sono presenti all'orto botanico? È possibile fare un censimento? Siamo circa sul migliaio di specie, quindi abbiamo sia delle senza arboree, come potete vedere qui, e anche delle piante che sono presenti nelle serre di esposizione. L'orto botanico rappresenta dunque anche un'occasione di studio delle varie piante e dei vari territori, come un pezzettino appunto della vostra estensione dedicata ai magredi. Sì, uno degli obiettivi dell'orto botanico è appunto quello di fare attività di conservazione. Si fa attività di conservazione anche ex situ, cioè in questo caso noi abbiamo riproposto all'interno dell'orto botanico due ambienti tipicamente friulani, uno appunto quello del Magredo, poi abbiamo realizzato anche una torbiera bassa alcalina che è, diciamo, tipica sia degli ambienti del Friuli collinare che anche degli ambienti delle risorgive, e stiamo lavorando anche per fare un ambiente di duna, quindi quello che si potrebbe trovare sulla costiera. Cosa state facendo qui dentro? Ci raccontiamo barzellette. Barzellette in questa serata qui, non è meglio stare all'aperto? No. No. Perché? No. Ma siamo in televisione. Ma si può entrare in questa tenda H? Stanno dormendo. Stanno dormendo? Sì, stanno dormendo tutti. Fai parlare anche me. Ma ci finisce. Vedi che stanno uscendo invece. Finiamo sul telegiornale. Finiamo sul telegiornale. Aprimi. Finiamo sul telegiornale. Aprimi. Non si vede niente però qui. Fermi! Aprite la luce. Ecco. Aprite la luce. Eccola. Chi è che dorme da queste parti? Buongiorno. Ma già a dormire andate? Di 8 anni. Come mai dormite già? Noi dormiamo già perché vogliamo molto giocare. Noi spirciamo dalla finestra. Notte in tenda. Ma cosa farete in tenda questa notte? Dormiamo oppure no, giochiamo come pazzi, facciamo discoteca, no? Ah, c'è musica o no? C'è la musica? Sì. Magari. Sì. Una bella festicciola. Sì. Ma andremo in televisione. Sì, ci sarà. Buon divertimento intanto, fino a domani mattina. Ma cosa fanno oltre a stare in tenda a guardare le stelle questi bimbi? Ma hanno fatto l'attività prima con la Croce Rossa, con i cinofili. Di qua Graziano. Con i cinofili, con i radioamatori, poi chi c'era? I droni. I droni anche. È tutta una notte, no, o meglio una sera, prima di dormire. Ma dormono poi questi oppure? Sì, questi qua dormono poco, comunque sono dormono. Diciamo che l'intenzione è quella di farli dormire. Poi come va si sa benissimo, no? Perché in fondo la gioventù poi sono tutte cose nuove, di stare assieme, una notte diversa. In modo così di fare aggregazione, di riuscire a fargli vedere qualche cosa, un pochino del mondo che fa anche il soccorso, che lavora anche per loro. Hanno fatto anche una dimostrazione di un terremoto con la casa che è crollata, l'ambulanza, il cane che ha cercato. Meno male, ogni anno si dimostra un successo grazie al lavoro che fanno i volontari di Udine. Dobbiamo ringraziare la protezione civile, insomma, ma fondamentalmente ai volontari qua del gruppo di Udine che ormai 7 anni? 7 anni che portano avanti questa iniziativa estiva. Dopo il deludente test internazionale di sabato pomeriggio a Villach contro gli hamburghesi del San Paoli, terminato a reti bianche, dove sono emerse tante ombre, piovono gol nell'amichevole contro l'Arta Cedarchis. La formazione allenata da Stramaccione ha vinto 11-0 dal match giocato dopo una settimana di ritiro tra le montagne della Carnia. Ad aprire le marcature è stato capitano di Natale dopo soli 5 minuti dal fischio d'inizio, sfruttando un lancio dalle ritrovie. I bianconeri hanno giocato un tempo con l'Arta ed un tempo con il Cedarchis. Da segnalare le doppiette di Di Natale e Romero. In gol anche Gheio, Zapata, Mori, Igalo, Faraoni, Vague e Nico Lopez. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso.
Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per domenica 20 luglio. Su pianura e costa avremo bel tempo con cielo sereno al mattino e qualche velatura dal pomeriggio, quando in pianura il caldo diventerà più afoso, mentre sulla costa soffierà brezza anche sostenuta. In montagna avremo cielo da poco nuvoloso sulle Alpi a variabile sulle prealpi. Qualche locale temporale pomeridiano potrebbe interessare le zone montane più vicine al Cadore. Lunedì e martedì avremo cielo da variabile a nuvoloso con rovesce temporali. Qualche temporale potrebbe anche essere forte. Sulla costa soffierà lunedì vento da sud, martedì invece bora. Te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima Adunata Nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della Dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 54 86 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 54 86 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.